Al via questa mattina presso la Camera di Commercio il punto di impresa digitale per le imprese agrigentine. Ecco, spiegaci meglio di cosa si tratta. Allora, il Punto Impresa Digitale è uno strumento delle Camere di Commercio d'Italia e dunque di quella di Agrigento per poter indirizzare le aziende verso le nuove tecnologie. Adesso stiamo traguardando il 5G che porta con sé il Web 3, dunque l'immersività, la blockchain e tutto quello che riguarda queste tecnologie. Attraverso lo sportello aiutiamo le imprese a conoscere questi strumenti. Attualmente stiamo portando avanti un corso sull'immersività e tra poco avremo anche dei risultati del premio Top of the PID a livello nazionale. Vengono premiate le aziende che hanno saputo interpretare al meglio la tecnologia uscente. Stiamo vedendo un'ampia partecipazione di gente a questa iniziativa, segno che è molto interessante e innovativa. Soprattutto per i giovani e i ragazzi, perché il mondo del lavoro sta cambiando sempre più velocemente e dunque acquisire già in età giovane queste skill gli permetterà di poter entrare nel mondo del lavoro in un modo più convinto. Parliamo di questa iniziativa che sta avendo tanto interesse, il punto di impresa digitale per le imprese agrigentine organizzate qui alla Camera di Commercio. Sì, già da diversi anni l'azienda in collaborazione con la Camera, in quanto braccio destro operativo, ha affidato i vari progetti dei fondi perequativi. Il punto impresa digitale proprio in questa giornata di lavoro dà la possibilità alle nuove generazioni di poter sviluppare e di poter avere la possibilità di capire come il mondo va nell'era digitale. Ecco, che consigli dare a chi si vuole cimentare in questo corso di aggiornamento punto di impresa digitale per le imprese della nostra provincia che oggi ha inizio qui alla Camera di Commercio? Intanto io consiglierei alle imprese di iscriversi, cioè seguire le nostre iniziative attraverso la nostra pagina web, perché sicuramente il punto impresa digitale dà tante opportunità quindi alle aziende. Ricordo che ci sono delle manifestazioni di interesse che sono state già pubblicate sulla nostra pagina, che riguardano dei corsi di formazione, appunto che sono per il web 3, poi abbiamo per l'intelligenza artificiale che già sono stati avviati e quindi attraverso abbiamo praticamente il supporto dell'azienda Holymind, quindi che è un'azienda prestigiosa. Ma a parte questo noi ricordiamo tutta una serie di concorsi, per esempio il concorso Top of the PID, che è un concorso che permette alle aziende che si sono distinte, quindi nel territorio, che hanno dei progetti innovativi, quindi per la sostenibilità, di concorrere a livello nazionale con altre aziende. E possiamo dire veramente con grande orgoglio che un'azienda è già stata selezionata, quindi è arrivata in finale, ed è l'azienda SNIRC SRL, che nasce da un'idea di un nostro imprenditore, quindi un imprenditore del nostro territorio, e aspettiamo quindi a breve anche l'esito della competizione a livello nazionale e speriamo di poterla avere alla premiazione della fiera del Maker Faire che è a Roma, che è la fiera dell'innovazione. A proposito del Maker Faire, io vorrei invitare quindi le aziende che hanno appunto delle best practice per l'innovazione, la sostenibilità e quelle nella innovazione digitale di contattare appunto Impresa Digitale per poter diciamo far conoscere il proprio progetto al Maker Faire, quindi avranno chi vorrà farlo potrà avere sostegno del punto impresa digitale, quindi con il digital specialist Fabio Cimino, con il digital promoter Alessandro Carciato, che sono a disposizione, e se vorranno potranno essere anche aiutati a fare un video promozionale. Quindi diciamo che abbiamo una serie di servizi e che quindi invito tutti a usufruire del punto impresa digitale della Camera di Commercio di Agrigento, che tra l'altro si sta apprestando a fare ulteriore, potenziare i propri servizi.